Un trattore veneto nel videogioco Farming Simulator. Si tratta del brand Tre Cavallini, lo storico marchio che ancora vive sulla livrea dei trattori specializzati del gruppo Carraro e che è entrato a far parte della gamma di trattori disponibili su Farming Simulator, il celebre videogioco di simulazione sviluppato da Giants Software. Il Carraro Compact VLB75, realizzato in 3D in modo davvero fedele grazie anche al supporto dell'R&D Carraro, è entrato in questo catalogo virtuale solo pochi giorni fa ed è stato subito un grande successo con circa 100.000 download registrati nella categoria Small Tractors. Una bella notizia per un trattore che già nel mondo reale ha raccolto numerosi consensi e che ora potrà essere anche a disposizione di migliaia di agricoltori virtuali per accompagnarli nella cura delle proprie colture, con particolare riferimento a vigneti e frutteti. Farming Simulator rappresenta la più ampia e realistica simulazione agricola mai realizzata, inclusiva di miglioramenti tecnici e di nuove funzionalità come le catene di produzione, i cicli stagionali e la possibilità di giocare con più utenti da diverse piattaforme. Il gioco replica le attività che un agricoltore deve affrontare per far crescere la propria azienda, a partire dalle fasi di acquisto dei mezzi e della loro configurazione in base alle esigenze. Spiega Wikipedia che le mappe di gioco sono basate su ambienti americani ed europei. I giocatori sono in grado di coltivare, allevare bestiame e raccogliere il frutto del tempo speso in gioco. Farming Simulator ha venduto oltre 4 milioni di copie. Carraro è un gruppo internazionale leader nei sistemi di trasmissione per veicoli off-highway e trattori specializzati. Le attività del gruppo si suddividono in due aree di business: sistemi di trasmissione, assali e trasmissioni e componenti prevalentemente per macchine agricole e movimento terra, nonché di un'ampia gamma di ingranaggi destinati a settori altamente differenziati: trattori specializzati, vigneto e frutteto tra i 60 e i 100 cavalli, rivolti a terze parti, e servizi di ingegneria finalizzati alla progettazione di gamme innovative di trattori. Il gruppo ha sede principale a Campodarsego nell'Alta Padovana e impiega, dato al 31 dicembre scorso, 3.579 persone, di cui 1.572 in Italia, con 4 insediamenti produttivi in Italia, ma anche India, Cina e Argentina.